Frena la crescita delle imprese artigiane, appello di Confartigianato alla Regione, rifinanziare la legge per sostenere le piccole e micro realtà isolane. La crescita delle imprese artigiane rallenta, Confartigianato chiede alla Regione di rifinanziare la legge per sostenere quelle più piccole. Rossella Romano. Secondo un'analisi di Confartigianato Sardegna, la vivace crescita delle imprese artigiane dell'isola nel 2024 si è fermata. Nell'anno appena trascorso, infatti, sono state registrate un totale di 33.924 attività. Tra aperture e chiusure, però, il saldo positivo è di sole 35 imprese, mentre nel 2023 erano 385 per un totale di 34.350 aziende registrate. Secondo il presidente di Confartigianato Sardegna, Giacomo Meloni, la frenata della crescita delle imprese artigiane sarde è un segnale da non sottovalutare. Per l'associazione di categoria, infatti, vuol dire che queste piccole realtà restano fragili e per questo necessitano di sostegni specifici. Uno di questi strumenti, ricorda Meloni, è la legge 949, la legge artigiana, una norma che nell'ultimo quinquennio è stata sostenuta con circa 90 milioni di euro grazie al fondo perduto fino al 40% e all'abbattimento dei costi di interesse. Da qui la richiesta alla Regione di un rifinanziamento di questo strumento quantificato in 35 milioni di euro annui per il periodo 2025-2027, tenendo il fondo perduto al 40%.